negli ultimi anni sicuramente qualcosa non va come dovrebbe andare, e sanità, l'agricoltura, nel veronese abbiamo le E infrastrutture. l'autonomia, che forse non è andata in porto. Ma l'autonomia noi abbiamo sempre sostenuto, noi siamo l'unico partito che in Consiglio regionale detiene nel proprio simbolo autonomia, Forza Italia autonomia per il Veneto, perché da Berlusconi, che era un convinto federalista autonomista, è sempre partito un messaggio chiaro di responsabilità. Noi infatti abbiamo sempre avuto un atteggiamento molto realista e concreto, perché insomma la prima bozza di proposta di legge sull'autonomia arriva proprio da un nostro consigliere regionale, poi ovviamente la Lega la fa propria con Zaia e andiamo a referendum. Però poi noi a livello nazionale abbiamo sempre portato avanti con un senso di responsabilità. Che cosa vuol dire? Autonomia differenziata, non voler tutto e subito, perché era un processo comunque complesso e complicato, ma per step graduali fino ad arrivare a portare a casa in tempi corretti, non sto dicendo domani mattina, ma in tempi corretti, una riforma importantissima, sulla quale noi siamo ancora convinti che sia fondamentale portare avanti nelle dovute maniere. Probabilmente qualcuno ha venduto l'autonomia come l'autonomia del Trentino o della provincia di Bolzano, cosa che non è, non sarà e non è costituzionalmente previsto possa essere.